5, 4, 3, 2. Terzultimo confronto prima della pausa estiva, e ovviamente di Giovani al Voto, il format che ormai è il secondo anno dopo qualche anno di pausa, vi sta tenendo compagnia tutti i giovedì, rigorosamente ovviamente il giovedì, il giorno scelto per il confronto fra giovani. Come abbiamo visto, ci sono sempre più ragazzi che si stanno avvicinando alla politica triestina e ovviamente non possiamo che essere contenti di questo. Anche oggi abbiamo due giovanissimi che si confronteranno su temi peraltro attualissimi che stanno scatenando una marea di polemiche e sin dal primo pomeriggio di oggi tenete conto che l'articolo tematico che abbiamo pubblicato peraltro i primi a Trieste, credo non solo, sul tema hanno già raccolto più di 1000 commenti. Questo vi fa capire effettivamente che una questione, andremo tra poco a analizzarla, è assolutamente centrale nel dibattito politico di oggi. Diamo il benvenuto in stretto ordine alfabetico, peraltro insomma 2 lettere quasi iniziali, per cui insomma per poco parte prima Daniele Bordon, ovviamente consigliere della 5ª circoscrizione Fratelli d'Italia. Ciao Daniele. Ciao Luca e grazie dell'invito. E nonostante la lettera C del cognome parte per secondo, quindi per una delle pochissime volte in cui parte per secondo, ma insomma, hai anche questa esperienza, Aldo Corvasce dei Giovani del Movimento 5 Stelle. Ciao Aldo. Buonasera a tutti. Allora, partiamo subito Daniele con, abbiamo detto, il video che sta facendo il giro d'Italia, perché di fatto la polemica è scoppiata a livello nazionale, nonostante appunto il fatto, insomma, diciamo, del centrale del video è successo in Piazza Libertà. Questa, insomma, ricostruendo quello che abbiamo potuto capire, questo percorso dei bambini appunto alla scoperta, no, della rotta balcanica e tutto ciò che ne compete ha portato questi bambini ovviamente con questo percorso formativo in Piazza Libertà, in cui hanno potuto appunto sperimentare quello che i migranti provano sia ad arrivare poi in Italia, sia poi quello che provano concretamente in piazza. Per cui i bambini parlavano che hanno provato a camminare scalzi, a provare delle esperienze per immedesimarsi dei migranti, e ovviamente poi hanno anche aiutato ovviamente i migranti stessi portando loro da mangiare, quindi cercando in qualche maniera di allietare un po' di minutaggio. Ovviamente il tutto è stato ripreso poi e pubblicato online, e questo ovviamente ha fatto scoppiare un pandemonio di polemiche tra chi condanna questa iniziativa e chi invece sostiene fortemente questa iniziativa proprio nel rispetto verso i migranti. Ovviamente voi avete due posizioni molto differenti, per cui vediamo un po' il vostro approccio a questa, non solo al video ma all'iniziativa in sé. Prego. Ovviamente i bambini non sono di Trieste, ma sono di fuori Trieste, sono di Marostica, provincia di Vicenza, e a Trieste immagino in viaggio di studio, sono bambini che avranno, non so, 7, 8, 10 anni. Prego Daniele. Sì, grazie Luca. Poco cambia di dove sono questi bambini. È un fatto che è veramente allucinante. Cioè, noi stiamo facendo passare l'idea che questi fenomeni della rotta balcanica, ma penso anche Lampedusa, sono fenomeni che vanno spettacolarizzati e insegnati addirittura nelle scuole. Cioè, stiamo arrivando veramente a una fase in cui la scuola, che dovrebbe essere in realtà il primo o il secondo assieme alla famiglia, dove si formano un pensiero critico, dove i ragazzi, i bambini in questo caso si approcciano alla vita, vengono appunto strumentalizzati in questa maniera da parte appunto anche di maestre che credo veramente siano irresponsabili. Non ho assolutamente problemi a dirlo. Credo che su queste tematiche la politica non si debba assolutamente dividere. Infatti anche diversi esponenti del centro-sinistra che ho avuto modo comunque di sentire in questi giorni non sono assolutamente d'accordo con tale iniziativa. Poi ricordiamo insomma che sappiamo benissimo che nelle scuole, così come anche negli istituti, nei licei, nelle università,
c'è ancora una forte presenza di sessantottini, di maestre, in questo caso di maestre di scuole elementari, che vogliono inculcare anche ai giovanissimi questa idea che bisogna assolutamente accogliere indistintamente chiunque venga qua, e bisogna addirittura con delle procedure proprio bizzarre, cioè far camminare scalzi anche in un ambiente di pericolosità, visto che lì vediamo ogni giorno risse, accoltellamenti, cocci di bottiglia in giro per la piazza Libertà. Quindi voglio dire, è proprio una pratica irresponsabile, e spero che vengano presi provvedimenti anche da parte del dirigente scolastico. Aldo, prego. Sì, allora io ho l'impressione che la vera strumentalizzazione sia quella del rendere politica un'iniziativa che di fatto politica non era. Io il video l'ho visto e non ritengo che vi fossero dei contenuti, dei messaggi politici. Infatti io credo che noi dobbiamo distinguere tra quello che è l'insegnamento morale ai bambini, considerando soprattutto la loro giovane età. Di certo non si fanno iniziative del genere per comunicare loro il messaggio che sia giusto o meno aprire i propri confini. Non è una questione di messaggio politico, non è una questione di approccio politico, è un messaggio morale. Si comunica la solidarietà e l'empatia, che sono appunto qualcosa di totalmente distinto rispetto all'approccio politico che va ad affrontare questi determinati problemi. Allora, il centrodestra si riempie sempre la bocca di queste parole in caso di fenomeni del genere, però se noi andiamo a guardare i numeri e i provvedimenti, allora la Meloni spende miliardi nei centri in Albania, e nel 2023 ha avuto il picco storico di immigrazione, mi pare 157.000 immigrati, gli ultimi 2 anni siamo stati sui 66.000, quando mi pare proprio nel governo Conte 1, nel 2019, c'è stato il minimo storico di 11.000 imbarchi. Allora, ritengo che il Movimento 5 Stelle non ha mai assunto una politica o dei messaggi discriminatori o forti o di opposizione, semplicemente ci sono stati dei provvedimenti. Allora io credo che appunto criticare in questo modo un'iniziativa essenzialmente morale di questo genere sia di fatto una strumentalizzazione politica. Poi se ci sono stati degli eccessi o delle violazioni non puoi di norme, dirmi che era una cosa normale, dai. Cioè. Se ci sono state delle violazioni di norme da parte degli insegnanti, è giusto che si vada ad intervenire, ma questo non ha nulla a che fare con il messaggio era semplicemente un messaggio morale, non ha nulla a che fare con l'approccio politico, e non ha neanche in realtà, cioè bisogna pure distinguere il modo in cui questo messaggio è stato comunicato. Ripeto, se ci sono state delle violazioni, se era necessario un consenso da parte dei genitori che è mancato, oppure se delle azioni di questo genere hanno posto in pericolo o in condizioni di disagio i bambini, allora è giusto che gli insegnanti responsabili vengano, diciamo, sanzionati nella maniera corretta. Daniele, pre le repliche. No, beh, io lo trovo veramente bizzarro, nel senso, cioè, che io mi ricordo quando andavo a scuola e queste cose fortunatamente per me e per la mia classe non succedevano. Eravamo anche in un altro periodo, insomma, storico nel nostro paese, però voglio dire, cioè, la morale prima di tutto deve essere insegnata nelle famiglie. Assolutamente la scuola non si può sostituire alla famiglia, è lì dove che i bambini devono imparare la morale e a vivere in società. La scuola deve avere tutt'altro un'altra funzione, quindi non si può assolutamente fare creare un caos tra queste due istituzioni, perché va ricordato che questi bambini, cioè sono bambini, oltre ad essere ovviamente minorenni, ma sono bambini delle scuole elementari, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè, veramente io spero che non ci siano anche conseguenze psicologiche un domani,
con questa iniziativa, perché ovviamente la fragilità di un bambino non è la fragilità di un adulto, questo lo capisce benissimo chiunque. Quindi cioè, io mi ricorda, sai cosa, Luca? Una vicenda che venne fatta un paio d'anni fa nelle scuole della nostra città, quando all'epoca c'era la giunta Cosolini, il gioco del rispetto. Ecco, credo che parliamo più o meno anche degli stessi aspetti morali, se vogliamo dire così, o amorali in questo caso. Ma diciamo che il gioco del rispetto era un po' diverso, perché riguardava, se non sbaglio, i bambini che dovevano, in qualche maniera fare delle attività diverse. Sì, no, era una cosa che riguardava i generi. Parliamo di tutt'altra cosa, ma sì. Parliamo sempre della scuola che si vuole sostituire in qualche maniera, forzando alla famiglia e andando oltre quella che è la sua funzione. Questo è una cosa analoga. Ovviamente ritengo questa una cosa ancora più grave, e spero veramente che intervenga anche gli ispettori del Ministero a questo punto. Aldo. Allora, ci troviamo profondamente in disaccordo rispetto alla funzione morale della scuola. Tu prima hai detto che l'istruzione ha la funzione di formare il pensiero critico dell'individuo. È chiaro che un pensiero critico non può essere amorale. Un pensiero critico deve avere una componente di moralità, e quindi se la scuola si prepone l'obiettivo di insegnare un pensiero critico, deve esserci anche un pensiero morale dietro. Non solo certo, ma non facendo camminare scalzo i bambini in Piazza della Libertà. Io qui sto facendo un discorso generale. Tu hai fatto un discorso generale dicendo che la scuola non deve dare insegnamenti morali, che gli insegnamenti morali devono essere dati in famiglia. Noi qui ci troviamo in disaccordo. In primis in famiglia, in primis. Ma la morale è un ambito che, pervade ogni azione della vita dell'individuo. Quindi è chiaro che un'istituzione che si prende il carico e la responsabilità di formare i cittadini del futuro non può astenersi da fare anche una formazione morale. Questo non ha nulla a che fare con gli eventuali eccessi che sono avvenuti durante questa attività. Ripeto, se ci sono stati degli eccessi, ci sono delle norme che lo possono certificare. Se queste norme sono state violate, allora è giusto che gli insegnanti vadano sanzionati, ma questo non ha nulla a che fare con il discorso in generale della morale nelle scuole, e non ha nulla a che fare con l'approccio politico rispetto alla questione dell'immigrazione, perché questo centrodestra non sta in alcun modo considerando. A scuola non si fa politica, tantomeno alle elementari. Infatti, dove i bambini sono molto malleabili dal punto di vista psicologico. Però Daniele però ha detto una cosa, che evidentemente all'inizio dell'anno c'è un piano formativo che viene presentato e viene approvato, no? Quindi tu ovviamente anche pubblicato. Quindi è evidente che è difficile pensare che questo progetto non faccia parte di questo POF, se non sbaglio si chiama, perché effettivamente tutti erano a conoscenza di questo, quindi anche i genitori stessi evidentemente avranno probabilmente forse letto. Ma io credo che adesso verrà accertata questa cosa, Luca, e spero che veramente, non so, speriamo che sia così, cioè nel senso, ovviamente la critico questa iniziativa, e ovviamente se poi i genitori hanno consentito affinché i loro figli facessero questo tipo di esperienza extrasensoriale, ecco, voglio essere elegante così nessuno si sconvolge. Ecco, Daniele, però mettiamo che a questo punto i genitori fossero a conoscenza, d'accordo. La tua idea su tutto questo cambierebbe, quindi? La questione dei bambini strumentalizzati verrebbe un po' a cadere, però. Ma io non la vedo un'iniziativa che si attiene dal punto di vista scolastico, nel senso, cosa vuol far capire a questi bimbi? Questa iniziativa, cosa vogliono far capire le maestre, i maestri? Aldo, ma i bambini secondo te sono stati strumentalizzati? Assolutamente no, ripeto, io invito Daniele ad individuare il messaggio politico, però che deve essere esplicito in questa iniziativa. Noi sappiamo benissimo che i migranti che affrontano la rotta balcanica affrontano difficoltà, situazioni molto difficili. Ma quello nessuno lo mette in dubbio,
restiamo nel è una questione puramente umana, non è una questione politica. Queste ma persone... assolutamente che non si deve attenere, cioè non è nella sfera della scuola. Se noi chiediamo a qualsiasi... non deve fare chiarezza sulle difficoltà che socialmente grandi gruppi di individui affrontano. Questo è un fenomeno sociale, è un fenomeno alle sociale elementari, alle scuole elementari, stiamo parlando di bambini di 9-10 anni. Allora, ok, se tu anche meno, non so adesso quanti anni Luca avessero. Spiegami perché dovrebbe impressionare in maniera negativa un bambino la nozione, cioè l'aspetto, come dire, il concetto. Parliamo con qualsiasi psicologo dell'infanzia, cioè voglio dire, basta, cioè è una cosa allucinante. Io veramente quando ho visto sto video, non so, pensavo, dopo venisse fuori lo striscione, scherzi a parte, cioè, ma veramente se l'iniziativa, non ho parole. Ripeto che se gli insegnanti hanno effettuato degli eccessi con questa iniziativa, è giusto che vengano sanzionati, ma in generale che anche dei bambini delle elementari vengano a conoscenza delle difficoltà che gruppi di migranti affrontano durante queste rotte alla ricerca di situazioni di vita migliori, io credo che non sia negativo per la psicologia di un bambino, credo che sia, diciamo, formativo. Daniele, secondo te questo tema qua, questo video qua, ovviamente che sta girando molto, gira anche tra i giovani? È un tema che interessa, questo è il tema di discussione, oppure effettivamente tra i giovani questo tipo di argomenti, questo tipo di video, questo tipo di discussioni non sono così interessanti, rilevanti? Ma sicuramente questa cosa qui è una bomba che è scoppiata all'interno della nostra comunità giovanile, e più in generale all'interno della nostra città, perché comunque è una cosa che non si è mai vista prima, cioè un fatto del tutto nuovo. Veramente io invito a far chiarezza al dirigente scolastico, in caso comunque fare delle approfondite verifiche, perché... Ma qui siamo in due, io concordo. Assolutamente. E Aldo, invece, sa domanda per te, c'è del tema dei giovani, tra i giovani su questo video. Ma allora è chiaro che un giovane si approccia in una maniera differente rispetto a un bambino a una cosa del genere. Qualsiasi persona con diciamo maggiore consapevolezza non può che conferire, secondo me però in maniera ingenua, un significato politico ad un'iniziativa del genere. È chiaro che se effettivamente vi è stata la volontà di inculcare un messaggio politico, c'è stato, io rimango essenzialmente nella mia posizione, c'è stata una forma di eccesso da parte, qualsiasi forma di eccesso da parte degli insegnanti, e allora è giusto che sì, vengano sanzionati nella maniera corretta, ma secondo me quanto un individuo possa dire su un'iniziativa del genere si ferma qui. Ci sono delle norme che parlano chiaro. Ecco, Daniele, però di tutto il video, secondo te quali sono i comportamenti che sono da censurare? No, comunque Aldo, noi siamo qua per commentare, nel senso, quindi, cioè, voglio dire... Commentare a livello politico. Daniele, ma secondo te quali sono i comportamenti da censurare del video? Ma allora, innanzitutto, la cosa, secondo che mi ha lasciato allucinato è veramente la pratica, come abbiamo ricordato, del camminare scalzi. Cioè, quella è stata la ciliegina sulla torta, come si dice... in maniera spiccia. Ma anche Gesù Cristo però camminava scalzo, voglio dire. Cerchiamo di non essere blasfemi. No, ma voglio dirti, non è che sia nulla di così negativo a un certo punto, alla fine. È un simbolo comunque anche quello... Stiamo parlando di bambini, ma dai, cioè, nel senso... Sì, però fa un po' ridere onestamente, sembra un po' quello sketch del chi pensa ai bambini. Qui bisogna essere seri, cioè se pensi che vi siano... Allora devi esplicitare... Io sono serissimo, anzi okay, sì, devi esplicitare quali sono stati gli eccessi. Perché... Tutti. Io condanno l'iniziativa in toto. Ok, perché? Devi esplicitare qual è stato il danno... L'ho già spiegato. Tu non hai esplicitato qual è stato il danno nei confronti dei bambini. Tu stai strumentalizzando la cosa politicamente. Il danno non lo vedi adesso, lo vedrai in futuro. No. Questa è la cosa
peggiore. Quindi tu dici, Daniele, praticamente sono shock psicologici in questi bambini. Va bene, perfetto, benissimo. Psicologici. Certo, assolutamente. In che modo? Se mi puoi chiarire. Non sono uno psicologo, mi dispiace. Non sono neanche un medico. Diciamo che però ti dico sicuramente che parlando con dei professionisti del settore, tra l'altro non faccio il nome perché non è elegante, comunque un psicologo che per tanti anni ha operato all'interno del Burlo Garofalo, quindi che ha vissuto, perché sono andato in pensione da qualche anno, stretto contatto appunto con bambini, ragazzi, anche adolescenti, che questa cosa qui lo speriamo di no, ma sicuramente segnerà in maniera significativa qualche bambino, sicuramente. Perfetto, allora negativo. Avevamo da analizzare 3 temi, vi ho lasciato parlare tutti e 20 minuti su questo perché effettivamente era il tema centrale, anzi abbiamo sforato abbondantemente, per cui recupereremo la verifica degli ispettori del Ministero a questo punto. Prima di concludere, ovviamente come sempre il nostro porzione di candidato sindaco, vediamo un po' come cambia la situazione. Partiamo a questo punto con Daldo, perché insomma alla fine doveva partire lui partì con la seconda domanda, poi c'è un fulmine qua a Trieste, per cui penso che sta arrivando il maltempo, per cui pure qua è andata via un secondo la luce. Benissimo, perfetto, per cui se dovete uscire prendete l'ombrello. Bene, dopo questi consigli fondamentali, Aldo, quindi ad oggi vediamo un po' se cambia o meno la vostra punto di vista rispetto all'altra volta. 14 maggio 2026, quindi praticamente a un anno dalle prossime elezioni amministrative. Chi è il candidato sindaco favorito dell'altra coalizione? Aldo, per il centro-destra? Secondo me è sempre possibile un Fedriga. Daniele, per il centro-sinistra? Ma io centro-sinistra vedo sempre in pole position Gialuz, che aspetta di vedere cosa fa Fedriga, o se no una ricandidatura, non l'escludo, di Russo nuovamente. Insomma. Benissimo, perfetto. Noi ci vediamo fra 10 minuti per il grande annuncio di oggi a Monfalcone, il concerto di Anna Pepe, per cui insomma già tantissimo, una marea di interazioni. Ovviamente Anna Pepe in hype incredibile dopo la foto di ieri col presidente Mattarella, grande annuncio da parte di Monfalcone. Avremo con noi il consigliere comunale delegato ai giovani Riccardo Brigante per questo appunto annuncio a grande sorpresa. Riccardo, che insomma immaginiamo che insomma andrà sold out in brevissimo tempo, perché di fatto forse è l'artista più richiesta in assoluto, per cui parleremo ovviamente di questo. Grazie Ardo Corvasce, Movimento Grazie 5 Stelle. 30 secondi sull'iniziativa di sabato, prego. Ma allora, sabato praticamente il Movimento 5 Stelle propone l'iniziativa Nova, che è però svincolata dal movimento in sé, è un'iniziativa di politica partecipativa che invita i cittadini a proporre le loro idee per il programma della coalizione progressista. Benissimo, perfetto. Ovviamente per ulteriori informazioni andate sulla diretta di ieri che abbiamo fatto, che c'era veramente Francesco Comauli che ha parlato abbondantemente di questa iniziativa. Daniele Bordoni, invece, sabato voi siete in Carrione? Invece noi stiamo facendo tutti i giri dei rioni con lo sportello del cittadino, importante iniziativa che quest'anno compie 10 anni. Diamo un aiuto a titolo gratuito a tutte le famiglie della nostra città in difficoltà dal punto di vista legale oppure dal punto di vista appunto professionale. Abbiamo tanti professionisti, liberi professionisti che sono a disposizione per aiutare nelle questioni burocratiche e fiscali i tanti cittadini italiani triestini della nostra città. Dove siete sabato? Sabato dovremmo essere nella 7ª circoscrizione Valmaura. Perfetto, comunque, benissimo. Vi invito comunque a verificare sui nostri canali social il calendario aggiornato costantemente. Mi dispiace Luca di non aver parlato della pallacanestro, ma credo che ne avremo. Ne parleremo la prossima volta, ma evidentemente questo era il tema. Era il tema non dico del giorno, ma dell'ora praticamente, certo. Per cui diciamo siamo vicini ai nostri ragazzi da pallacanestro. Bene. Che è l'identità di un popolo. Anna Pepe in aspetta, Daniele. Forza,
Te salutiamo, Daniele Bordò, consigliere della Quinta e Fratelli d'Italia, Aldo Corvassi, Movimento 5 Stelle. Tra 5 minuti Riccardo Brigante e Miguel Selecta, che ovviamente è un grande DJ che si occupa di pop e di questo genere, che ovviamente parleremo ovviamente anche con lui di Ara Pepper. Arrivederci a tutti.